Allora, diglielo tu, è il fondo arabo che esordisce quest'anno della categoria, è un anglo-arabo di Sardegna, vincitore del 96esimo Derby sardo, ha avuto una carriera particolare perché si è distinto nella corsa più importante della carriera di un fondo arabo, vincendo appunto il Derby sardo. La vittoria arrivò a sorpresa, ma da quel momento in poi è diventato imbattibile, quindi la sorpresa si è tramutata in certezza. Ha vinto sui 2400 metri, poi è andato a Villacidro e nonostante prendesse chili agli avversari ha vinto anche sul 1500, quindi a dimostrazione della maturazione completa che ha avuto, diglielo tu. Purtroppo per assenza di programma non è riuscito ad esprimersi anche ai 4 anni e oltre, sarebbe stato bello vedere il confronto e vederlo misurarsi anche con i coetanei ma anche con i cavalli anziani. Quindi esce dalle piste con 3 vittorie, vincitore del Derby sardo, questo gli vale appunto anche la chance di riproduttore ed è un'ultima alternativa perché lui, essendo un anglo-arabo di Sardegna, esce dai canoni classici di Oscar Dey e Vidocq, essendo un figlio di Oud, il padre, che è un fondo arabo, figlio di Bernardo al-Mauri, Estral e Portoconte, quindi fratello della vincitrice del derby italiano, dell'internazionale Shamira, quindi una linea comprovata che conosciamo bene perché gli editi sportivi della linea di Portoconte sono sotto gli occhi di tutti, la madre è sorella del vincitore del Gran Premio Sardo, Levrier del Portoconte, quindi una linea paterna consolidata. La madre è Grandera, anche lei è una fondo inglese, figlia di House After e Oimari, proviene dalla linea storica della famiglia Diana ed è della stessa linea di sangue dei vincitori Oriolutou, anche lui vincitore di derby italiano internazionale, e poi valido riproduttore perché il suo sangue lo ritroviamo in molte fattrici tutt'oggi. Da questa linea viene anche qui Sam, vincitrice del Gran Premio Sardo, quindi una linea sarda, vincitrice, comprovata, che ha scritto anche a pagine importanti della storia dell'anglo-arabo di Sardegna, e diglielo tu, può essere così un valido autocross sulle fattrici di Oscar Dey, Vidocq e tutti i loro eredi. Quindi diglielo tu, sicuramente rappresenta una nuova opportunità per l'allevamento dell'anglo-arabo sardo, essendo appunto un cavallo interamente nato, allevato in Sardegna da linee storiche.